ancora in studio, non ci sono aggiornamenti. Questa edizione del TG Sicilia termina qui. Dopo di noi barzellette e poi in prima serata una nuova puntata della telenovela Manuela. A tutti voi un buon proseguimento e ancora buon Ferragosto. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Scossa di magnitudo 3.9 a Piano Provenzana, nel territorio di Lingua Glossa. Si apre una faglia sulla strada Mare Neve, evacuati i ristoranti della zona. Nessun ferito per gli esperti, è il segno della fine dell'eruzione. E dopo 9 giorni di caos ha riaperto l'aeroporto Fontanarossa a Catania. La presidente della SAC, la società che gestisce lo scalo, afferma che ci vorrà ancora qualche giorno per tornare alla normalità. Notte di sangue allo Zen di Palermo. Un uomo di 45 anni è stato trovato morto per strada in via Girardengo. Avrebbe sorpreso dei ladri e sarebbe stato colpito con un calciavite. È ferito un altro uomo accorso in suo aiuto. Tragedia di Ferragosto a Sciacca nell'Agrigentino. Un ragazzo di 16 anni muore dopo un improvviso malore. La procura ha aperto un'inchiesta, saranno autopsie ed esami tossicologici a chiarire le cause del decesso. A Messina la festa della Madonna dell'Assunta con la tradizionale e partecipata processione della Bara. Ancora buongiorno, dunque una scossa di magnitudo 3.9 ieri a Piano Provenzano sull'Etna, nel territorio di Lingua Glossa, ha spaccato e ha costretto a chiudere la strada provinciale Mare Neve. Sono stati evacuati i ristoranti della zona. Il servizio di Tonino De Mana. Vistose spaccature sulla strada, in alcuni casi tagliata letteralmente in due. Ristoranti evacuati, macchina dei soccorsi subito attivata. Il terremoto di ieri sul versante nord dell'Etna, magnitudo 3.9 della scala Richter, con epicentro localizzato a 7 km ad ovest da Lingua Glossa, ha provocato l'apertura della faglia della Pernicana, una delle strutture tettoniche più attive, pericolose e studiate del vulcano, estesa principalmente lungo il fianco nord-est. Impressionanti le fratture lungo la Mare Neve, con diversi locali in prossimità della zona, il rifugio Bruneck e il clan dei ragazzi sgomberati per precauzione. Interrotta per motivi di sicurezza anche la strada di collegamento a Piano Provenzana, stazione sciistica di Etna Nord. A monitorare la situazione è intervenuto Salvo Cocina, direttore regionale della Protezione Civile, con squadre della Protezione Civile stessa, del Corpo Forestale, del personale di comune della città metropolitana ad effettuare accurati sopralluoghi. Situazione costantemente monitorata dall'INGV di Catania. In questo caso forse l'improvvisa fine dell'eruzione ha creato un disequilibrio che ha attivato la struttura. Non è la prima volta che la faglia della Pernicana si attivi in prossimità di eventi legati all'eruzione dell'Etna. E dopo 9 giorni di caos, dalle 14 di ieri pomeriggio ha riaperto l'aeroporto Fontanarossa di Catania. Le attività di volo sono riprese sia in partenza sia in arrivo. Tanti ovviamente turisti italiani e soprattutto stranieri davanti ai banchi delle diverse compagnie aeree in attesa di informazioni e soprattutto di capire quando e come potranno riprendere a volare. Sentiamo in questo contributo le parole della presidente della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, Anna Quattrone. Grazie alla diminuzione dell'attività vulcanica, dalle 14 di oggi è stato riaperto l'aeroporto di Catania, sia in partenza che in arrivo. Ovviamente sarà necessaria un po' di tempo perché si ritorni completamente alla normalità. La situazione ovviamente è sempre sotto controllo dalle autorità competenti per assicurare, come è stato fatto sino adesso, l'assoluta sicurezza dei passeggeri. Adesso cambiamo argomento. Notte di sangue allo Zen di Palermo. Un uomo di 45 anni è stato trovato morto in strada in via Girardengo, probabilmente colpito al volto con un cacciavite. Il servizio.
È ancora tutta da ricostruire la notte di sangue allo Zen di Palermo, dove un uomo di 45 anni è stato trovato morto per strada in via Costante Girardengo. La vittima si chiamava Vito Genovese. A far scattare l'allarme nella notte una segnalazione al 112 per una rissa o un'aggressione. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri sanitari del 118, l'uomo era già a terra. Secondo i primi accertamenti, Genovese presentava una grave ferita al volto e alla testa. Sarebbe stato colpito durante una colluttazione, probabilmente con un oggetto contundente. Tra le ipotesi c'è quella che possa essere stato utilizzato un cacciavite, ma l'arma non è stata ancora trovata. Secondo una prima ricostruzione pare che Genovese avesse sorpreso dei ladri che stavano rovistando in qualche box nelle case popolari. Ne sarebbe nata una colluttazione e l'uomo sarebbe stato colpito. I carabinieri stanno passando al setaccio la zona e verificando anche le immagini degli eventuali sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso la lite o le fasi immediatamente precedenti e successive. Intanto alcune persone sono state convocate in caserma. Potrebbero aver partecipato alla violenta lite oppure aver assistito alla scena e fornire agli investigatori elementi utili per ricostruire quanto accaduto. E proprio su questo tema, ieri un uomo ferito alla spalla con una costola rotta, residente allo Zen proprio a Palermo, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. Domenico Danna, di 47 anni, ha detto di essere stato ferito nel corso di una rissa. Potrebbe essere una delle persone intervenute in soccorso di Vito Genovese. A chiamare i soccorsi e a far ritrovare il cadavere è stata la moglie della vittima. Secondo le ultime ricostruzioni, Genovese sarebbe stato colpito per strada prima con un casco e poi al volto, come abbiamo sentito nel servizio, con un cacciavite. Adesso andiamo nell'Agrigentino, a Sciacca, dove un ragazzo di 16 anni, Salvatore Pessina, originario di Misilmeri, è morto dopo un improvviso malore. Era arrivato in ospedale poco dopo la notte del Ferragosto con vomiti e dolori, poi il rapido peggioramento. La procura ha aperto un'inchiesta, saranno l'autopsia e gli esami tossicologici a chiarire le cause del decesso. Il servizio di Davide Sarto. Un malore improvviso, poi la corsa in ospedale. È morto a 16 anni Salvatore Pessina, originario di Misilmeri nel Palermitano. Il ragazzo era a Sciacca per trascorrere la serata con la fidanzata, alcuni amici e la famiglia di lei. Questa mattina intorno alle 7:30 l'arrivo al pronto soccorso all'ospedale Giovanni Paolo II. Era vigile, accusava vomito e forti dolori. I medici lo hanno sottoposto agli accertamenti, ma poco dopo le sue condizioni sono precipitate. Il sedicenne ha perso conoscenza, è scattata la rianimazione. Ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile. Intorno alle 10 il suo cuore ha smesso di battere. La procura di Sciacca ha aperto un'inchiesta. Le indagini sono affidate alla polizia. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore del ragazzo e ascoltando chi era con lui. Il gruppo aveva trascorso parte della serata nella villetta. Resta da chiarire cosa sia accaduto dopo. Gli esami escluderebbero una quantità di alcol compatibile con il decesso. Saranno gli accertamenti tossicologici e l'autopsia disposta dalla procura di Sciacca a chiarire le cause della morte. Salvatore, secondo i familiari, non aveva patologie pregresse. Adesso andiamo a Siracusa per riportare ancora delle violenze in carcere, 2 aggressioni, pensate, in un solo giorno contro 2 agenti della polizia penitenziaria. È accaduto tutto nel carcere di Cavadonna. Il servizio di Francesco Aloi. I detenuti hanno percepito che lo Stato ha abbandonato il personale e le forze dell'ordine e il personale della polizia penitenziaria. 2 agenti della penitenziaria colpiti in 2 momenti diversi, ma nello stesso giorno, alla vigilia di Ferragosto. A Cavadonna, casa circondariale di Siracusa, la situazione si fa sempre più incandescente. Queste sono fatte gravissime e stanno ad indicare che i detenuti hanno recepito molto chiaramente che lo Stato non ha predisposto quelle giuste iniziative per bloccare tale situazione. Al mattino un detenuto ha sferrato un pugno sul volto di un sovrintendente. Poi, qualche ora dopo, nel tardo pomeriggio, un gruppo di detenuti si è rifiutato di tornare in cella e ad un certo punto ecco la seconda aggressione della giornata. Un altro pugno, questa volta diretto all'occhio di un agente, che è finito al pronto soccorso. Per lui 15 giorni di prognosi. Il personale è diventato carne da macello. Noi abbiamo più volte detto, ripetuto e lo ripetiamo anche adesso che bisogna creare degli istituti penitenziari ad hoc per poter portare questi detenuti violenti che sono pericolosi sia per il personale della polizia penitenziaria perché aggressivi ma anche per gli altri detenuti.
E adesso, sempre nel siracusano, vi parliamo di un fallito colpo allo sportello ATM di Belvedere, quartiere della periferia nord-ovest di Siracusa. Nel cuore della notte una banda ha tentato di portare via il bottino facendo esplodere il bancomat senza però riuscirci. Il servizio. L'esplosivo piazzato davanti alla banca. Nel mirino dei malviventi anche questa volta c'era lo sportello ATM. Il modus operandi è sempre lo stesso. L'ordigno rudimentale per fare saltare tutto e portare via i soldi che si trovano nella cassaforte del bancomat. Ma la banda forse non aveva previsto l'allarme e l'arrivo quasi immediato dei carabinieri. Qui siamo a Belvedere, quartiere residenziale della periferia nord-ovest di Siracusa. Una zona tranquilla che alle 2 del mattino, quando tutto è accaduto, è stata svegliata dal boato. Era da un po' di tempo che a Siracusa non accadevano colpi del genere. Un assalto nel cuore della notte che riaccende il tema sicurezza in città e in provincia. Adesso la polizia sta visionando i filmati delle tante telecamere presenti in zona per provare ad identificare la banda. Non è da escludere comunque che gli autori siano arrivati da fuori provincia. Adesso a Favignana del Trapanese brucia il Welcome Terminal al molo San Leonardo. Indagini dei tecnici, dei vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno acquisito anche le immagini di videosorveglianza per verificare se l'incendio sia di origine dolosa. Il servizio di Laura Spanò. A Favignana Ferragosto con il fuoco e non per rispetto della tradizione. Immediatamente dopo la mezzanotte, infatti, sull'isola più grande dell'arcipelago delle Egadi, un incendio la cui natura al momento è in fase di accertamento ha interessato il molo d'imbarco San Leonardo. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco presente sull'isola è per fortuna riuscito a domare le fiamme che nel frattempo avevano interessato una parte del Welcome Terminal, in particolare la sala d'attesa, che a causa dei danni riportati risulta inagibile. Le operazioni di spegnimento iniziate poco dopo la mezzanotte si sono concluse alle 3:30 con la messa in sicurezza dei luoghi attraversati dalle fiamme. Come si vede dalle immagini, la facciata del Welcome Terminal, soprattutto in corrispondenza dell'ingresso e della zona interessata dal rogo, è annerita. L'area danneggiata è stata delimitata con il nastro per impedirne l'accesso. Ora bisognerà capire dove e come siano partite le fiamme, se si tratta soprattutto di un incendio di origine dolosa. Se fosse così sarebbe davvero grave. Nonostante i danni alla struttura, non risultano ripercussioni sui collegamenti marittimi in una delle giornate più delicate dell'estate per l'afflusso turistico alle Egadi. La biglietteria di Liberty Lines continua a funzionare, anche le operazioni portuali proseguono senza interruzioni. Partenza e arrivo degli aliscafi dunque non sono stati sospesi. Resta invece inutilizzabile la sala d'attesa del Welcome Terminal proprio nel pieno del Ferragosto, in una giornata caratterizzata da un intenso movimento di residenti e turisti da e verso Favignana. L'azienda sanitaria di Ragusa cancella il costo aggiuntivo di €2,50 per chi paga il ticket con carta di credito, un balzello contestato dagli utenti e dalle associazioni dei consumatori, definito ingiustificato e discriminatorio. Ce ne parla Veronica Barbarino. Una commissione di €2,50 per chi pagava il ticket sanitario e altre prestazioni tramite POS. Accadeva a Ragusa, dove il balzello contestato dagli utenti e dalle associazioni dei consumatori è ora stato eliminato. La provincia Iblea, infatti, era l'unica in Sicilia ad applicare un costo aggiuntivo proprio per chi decideva di pagare con carta anziché in contanti. Un pagamento considerato ingiustificato e discriminatorio dall'Unione Nazionale Consumatori di Modica, che si è battuto per ottenere il ripristino di condizioni uniformi per tutti gli utenti. In merito alle diffide che abbiamo fatto alla regione, l'ASL per alcune settimane ha disabilitato la strumentazione telematica. La Spedi Ragusa ha ribadito che le somme non finivano né nelle proprie casse né in quelle dello Stato, ma al circuito di pagamento che forniva il servizio POS. È stato quindi rivisto l'accordo con l'istituto tesoriere che gestisce il servizio ed eliminata la commissione che gravava sugli utenti. E adesso andiamo a Licata, che si colora di cavalli, di tradizione, appunto di colori, per rivivere uno degli appuntamenti più caratteristici e suggestivi dell'estate, la storica sfilata dei muli parati. Ce ne parla Davide Sarto. È la Sicilia più autentica a sfilare per le strade di Licata, nell'Agrigentino,
colori, cavalli, carretti e tradizione. Uno spettacolo che affonda le radici nella storia della città. A Licata è tornata la sfilata dei muli parati, uno degli appuntamenti più attesi delle celebrazioni di Sant'Angelo. Cavalli e cavalieri, carretti siciliani e carrozze hanno attraversato il centro cittadino, trasformando le strade in un grande palcoscenico di folklore. Il corteo è partito dal nuovo parcheggio di Corso Argentina, accanto al porto turistico, poi il passaggio in piazza Attilio Regolo, sul lungomare di via Principe di Napoli e lungo le principali vie del centro. Un colpo d'occhio straordinario, con animali bardati a festa e addobbi che hanno richiamato la tradizione popolare licatese. Tanta la partecipazione del pubblico tra famiglie, visitatori e appassionati, accorsi per assistere a un evento capace di unire spettacolo e memoria. Un viaggio tra tradizione, devozione e identità siciliana. La sfilata si è conclusa in piazza Sant'Angelo, davanti al santuario dedicato al patrono. Una festa che non è soltanto spettacolo, è memoria, è appartenenza, è Licata che rinnova anno dopo anno il suo legame con la propria storia. Adesso andiamo a Messina, che in occasione della festa della Madonna dell'Assunta ha vissuto ieri il giorno della processione della Vara, un'edizione particolarmente sentita, quella di ieri, perché si è legata al dolore delle vittime del crollo di Pistunina. Ce ne parla in questo servizio Ilaria Mangaro. È partita alle 18:30 da piazza Castronovo la Vara di Messina, nell'anno del centenario della sua rinascita. Prima del via il momento di preghiera, con un pensiero rivolto alle vittime del crollo di Pistunina e dei recenti incidenti stradali. Insieme preghiamo per questi lutti, per il dolore che abbiamo nel cuore. Poi il via con i tiratori e le corde. Non è la prima volta, sono già 15 anni continuativi. Come ci si prepara? È soggettivo prepararsi perché ognuno sente da dentro un motivo per farlo, c'è la devozione. Un'edizione particolare, quella del centenario, segnata anche da un momento difficile per la città. Non è una festa, è una manifestazione, una tradizione, cultura e religione, e questo si sta facendo, si sta pregando anche per le vittime di Pistunina, anche per il dolore dei loro familiari e per tutta la città, perché questa è una città mariana che crede nella Madonna, crede nella Madre delle Madri. Sono stati annullati i fuochi d'artificio, già da settimane tutte le manifestazioni istituzionali sono state sospese o fatte con sobrietà, evitando quindi giochi, feste, musica e giochi pirotecnici. La processione ha attraversato il centro tra la folla fino alla tradizionale girata. Intorno alle 21:30 la Vara ha compiuto la manovra verso via 1° settembre, prima dell'ultimo tratto fino a Piazza Duomo. Poco dopo le 21:30 davanti alla cattedrale l'arrivo, dove si è conclusa la processione. Una Vara che, 100 anni dopo la sua rinascita, continua a rappresentare per Messina una tradizione che unisce fede, memoria e identità. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina del calcio, parliamo del Catania che dopo la sconfitta di Parma, che ha fatto rilevare però una buona prestazione dei rossazzurri, la squadra si concentra sull'esordio in campionato, mentre il club lavora per trovare una quadra tra finanze e mercato. Ce ne parla Marco Carli. Dalla Coppa al campionato, un po' di riposo e poi il Catania riprenderà martedì in sede il lavoro in vista del Longo. Ha potuto contare sui nuovi acquisti, positiva la prestazione di Rinaldi e ha dato la fascia a Ciccerelli, parlando di lui fra i migliori al Tardini e definendolo parte del progetto. L'avversario è un avversario migliore sulla qualità tecnica, abbiamo provato con l'organizzazione e anche con uno spirito che è quello dell'impresa di provare a fare qualcosa di importante. Devo dire che da questo punto di vista la squadra non ha tradito le mie aspettative, ha mantenuto il campo, è stata una squadra che ha cercato in tutti i modi di abbellire il gioco. Noi ci siamo meritati oggi una vetrina credo considerevole, l'abbiamo onorata. I gol del giovane Lontani, classe 2008, cui sono stati riportati i motivi della pavimentazione della piazza principale di Catania, quella del Duomo. Ora bisognerà affrontare la stagione, dopo la mancata fideiussione poi presentati, i tifosi aspettano conferme da società e mercato. Le 13 uscite sono un dato significativo, per il resto si aspettano notizie in entrata dopo quella di Russo,
Adesso vicinissimo Vitale, si lavora per Rocchetti, mentre restano in uscita Dini, che sembra molto vicino all'addio, e Di Gennaro. Dopo Ferragosto si entra nel vivo. Intanto il Catania trova il Savoia nella prima partita di Coppa Italia DC. Si giocherà al Massimino fra l'1 e il 3 settembre. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.